La pressione sulla richiesta di posti letto è notevole, sta aumentando giorno per giorno. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto 6 ricoveri di persone fortemente sintomatiche. Rianimazione abbiamo 4 persone ricoverate, di cui una è stata ricoverata d'urgenza questa notte. Una situazione epidemiologica che cambia di ora in ora, ma con la costante che vede salire la curva dei contagi, tanto che è stata aperta nelle scorse ore la nuova sala di terapia semi-intensiva, 18 posti letto, già predisposta sopra il reparto di malattie infettive al San Bortolo. Vista la necessità di avere posti letto adeguati, non erano più sufficienti i 19 posti letto nostri e i 12 della pneumologia, è stato giocoforza necessario aprire il reparto. Già 5 quelli ricoverati nella nuova semi-intensiva, ma già in pronto soccorso in attesa di ricovero ce ne sono altri 5, mentre si fa posto in rianimazione che per il momento sembra reggere l'urto della seconda ondata. Trasformato a parte dell'ospedale di Noventa Vicentina in struttura Covid, è aperto anche Valdagno come geriatria Covid. Non accoglie acuti, ma diventa risorsa per le case di riposo. All'esterno di malattie infettive il tunnel percorso dove si è in attesa, appena scatta il verde, di accedere all'ambulatorio coronavirus per poter fare il tampone, ed è un continuo flusso di persone. Siamo andati molto sopra i 40 persone al giorno, quindi sì, molti dicono abbiamo un tasso di ricoveri che è estremamente inferiore rispetto a marzo-aprile. In realtà è aumentata l'offerta di tamponi, per cui facciamo diagnosi anche in molti asintomatici che a marzo sicuramente c'erano sfuggiti. Dai 500 tamponi processati al giorno a marzo-aprile dalla microbiologia si è passati a 2000, riuscendo a dare risposta a tutti i casi. In tema di lockdown Manfrin però è cauto. Se di lockdown si dovrà parlare sarà quando avremo intasato tutto il sistema e quindi dovremo in qualche modo arginare la necessità di richiesta di posti letto.